Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City Plus con Massimo Privitera e Marco Testoni. Benvenuti. Allora, prima domanda, caro Massimo, parlaci un po' dell'attualità. Hai visto qualche film, qualche serie TV che vorresti qui dire la tua? Due, no, ne basta una. Allora, ho visto 2 film musicali, ma mi soffermo su quello che mi ha colpito di più dei due, quello su Bob Marley, One Love, che io pensavo, visto che mi ero informato poco, che fosse un docufilm. In realtà è un film fiction, con tra l'altro dei bravissimi attori, che anche chi interpreta poi Bob Marley lo fa anche vocalmente, e devo dire ha un livello stratosferico, forse rispetto a Bob Marley originale. Chi lo interpreta è troppo bello, perché Bob Marley non aveva tutta questa gran bellezza. Però devo dire, a parte l'aspetto diciamo esteriore, è un film che parla esclusivamente del momento del famoso concerto per la pace in Giamaica, quando in Giamaica c'è una sorta di guerra civile, c'erano scontri tra le bande, dove finì anche di mezzo sparato lo stesso Marley, e nacque quel bellissimo album che è uno degli album più belli della storia della musica in generale, che è Exodus. E la cosa che mi ha colpito di questo album meraviglioso, Stick It Up, One Love per l'appunto, No Woman No Cry, ma che nacque il titolo dell'album e poi diciamo tutta questa sequela di pezzi nacquero da una colonna sonora. Questa cosa non la sapevo, e nel film viene dettagliata in maniera simpaticissima, perché si riuniscono davanti a questo giradischi e mettono la colonna sonora di Exodus di Ernest Gold, famoso film sulla Shoah, sull'esodo degli ebrei, e incominciano a sentire il tema portante, bellissimo, anche un tema anche iconico nella storia del cinema, e senti il produttore e i musicisti tutti mentre si fanno un cannone a testa che dicono: ma guarda che meraviglia questo pezzo sinfonico. E Marley che lo sente fa: ma che cosa state ascoltando? Guarda, senti Bob, è straordinario. E lui gli fa: ecco, noi il nostro album dobbiamo farlo così. E quello gli fa: ma come, con l'orchestra? No, deve avere questa epicità, deve essere un album leggendario ed eroico fin dall'inizio. Bellissimo, una cosa stupenda. Da questo sinfonismo da grandeur sinfonica hollywoodiana nasce Exodus, ma una cosa spettacolare. Quindi vi consiglio Bob Marley, One Love, da andare a vedere al cinema. Io mi sono riavvicinato alla musica assoluta, cioè ogni tanto mi piace andare a sentire qualche cosa staccata proprio dalle immagini, no? Anche per resettare un attimo e via dicendo. E mi sono scelto 2 concerti che hanno fatto a Roma, peraltro, all'Auditorium Parco della Musica. Uno, la sagra della primavera di quel grande uomo che si chiama Igor Stravinsky, però diretta da Myung Chung, molto interessante. E dopo, a seguire qualche settimana dopo, il Requiem di Verdi diretto da Ser Antonio Pappano, io non ho mai capito quale delle due cose. Allora, di Stravinsky già si è detto tanto, che devo dire, cioè non posso aggiungere altro, però io, che non ero proprio un amante di Verdi, quando vai a vedere sentire il Requiem e senti soprattutto, lasciamelo dire da me da percussionista, il lavoro fatto sulla scrittura di percussioni e gran casse, c'hai un attimo di, capito, di botta energetica. Quindi io consiglio a tutti gli amici che vanno spesso a sentire colonne sonore e via dicendo, ogni tanto andate anche ad ascoltare la musica assoluta. E lo chiedo direttamente al nostro ospite a sorpresa, eccolo qui, sì. Santi Fulvirenti. Ciao, grazie Santi di essere venuto tra noi. Grazie a voi per aver invitato, come al solito. Poi, sì, ma poi spiegheremo il perché di tutto questo, perché c'è un perché di tutto questo. A proposito di musica assoluta, ti ricordi qualche cosa che merita, che ha meritato la tua attenzione? Allora, non ho visto tantissimi concerti ultimamente, mea colpa, perché io sono in realtà un essere proprio live come attitudine, ma anche nella scrittura, quindi ho un approccio molto fisico, diciamo, anche davanti alla scrittura. Non ho visto tantissime cose. Ultimamente mi è capitato di vedere un concerto del cantante Giant Sand, un gruppo storico del rock, diciamo, americano, rock desertico americano degli anni 90, Howie Gelb. Devo dire che è piaciuto molto, rock comunque, con tutta comunque la gente di una certa età, c'è questa sezione ritmica di 70 anni più o meno, ma anzi un suono
Cioè, è impressionante, un suono incredibile, nelle mani, veramente nelle mani, con poche cose, perché alla fine è una formazione molto standard, no? Chitarra, basso e batteria e basta, quindi il power trio famoso del Power rock. trio proprio, sì. Esatto, esatto. Però un suono compattissimo e proprio questo modo di suonare super groovy, molto rilassato, e ti arrivava comunque in faccia una botta, tipo una martellata in fronte. Diciamo, questo è uno degli ultimi concerti che ho visto. Poi, mea culpa, non ho visto tantissime cose ultimamente. Invece, perché diciamo che nell'ultima fase ho ripreso ad andare al cinema finalmente, anch'io, diciamo, piano piano, sì, insomma, dopo insomma, la pandemia, tutto quanto, diciamo, piano piano ho incominciato a riprendere l'abitudine, che era un po' una cosa che un po' tutti avevamo perso, però fortunatamente abbiamo una grande risalita diciamo, di pubblico che frequentazione di sala. Esatto, esatto. Paradossalmente è un momento particolare in cui la gente sta rivalutando molto, molto, molto la sala, quindi vedo i cinema comunque pieni. Ieri ho visto Perfect Days di Wim Wenders e comunque il cinema ragazzi era pieno. Ho visto The Holdovers, ancora adesso è pieno Perfect Days, sì, è uscito da era una domenica po'. pomeriggio ed era pieno. Ho visto Holdovers, quello con Giamatti, con che lo Alexander volevo Payne. vedere. A me, io adoro entrambi, quindi sia Alexander Payne che Giamatti, quindi insomma assolutamente mi è piaciuto molto. E anche lì la sala piccola ma era piena. Ho visto l'Antimos, insomma, no? Poor Things, Povere Creature, mi è piaciuto tantissimo. Anche lì sala piena, che veramente non... Quindi questa cosa devo dire, allora, ho in questo momento un po', poi spesso vado la sera comunque, no, per ragioni lavorative e quant'altro, quindi un po' in questa fase della mia vita, insomma, ho recuperato il rapporto pure con la sala, no? Perché uno tendenzialmente sai, arriva stanco la sera, però in realtà fare quel piccolo sforzo e perdersi, che poi è lo stesso sforzo che fai per andare a un concerto, Nel senso che tu arrivi, la sera magari hai avuto una giornata incredibile di lavoro, quindi anche con le orecchie che insomma che fumano per la troppa musica, per il troppo suono e quant'altro, però in qualche modo quella cosa lì è diversa, perché è come se le orecchie si capissero di nuovo, non so spiegarvela questa cosa, sia che vai al cinema sia che vai a un concerto, quindi recuperare, fare lo sforzo di muoverti e andare a gustare, no, questo rapporto che sia con il live, che sia con la sala, devo dire vale tantissimo la pena. Ed è una cosa che anch'io piano piano sto recuperando, perché anch'io un po' l'avevo perso per via della pandemia, poi tutto bene. E Povere Creature c'è uno della musica interessante, devo dire. L'unica cosa che ho apprezzato di quel film, poi per il resto non... No, a me è piaciuta, devo dire. È piaciuta lei. Io sono un detrattore di quel film lì, purtroppo. Del resto, non sei il sole in realtà, è un film molto divisivo, però devo dire a me mi ha colpito. Guarda, io non l'ho visto, ma mi sembra dai commenti della gente che è molto divisivo, mi ricorda La Grande Bellezza quando era uscita, no? Che c'erano quelli che dicevano capolavoro e quelli che dicevano che schifezza. E la stessa è come Sorrentino, proprio al 50 e 50, c'è chi lo odia e chi lo ama, non c'è una via di mezzo. Però è giusto, secondo me è anche, devo dire che è anche una cosa bella quando un film è divisivo, cioè nel senso che non mette tutti d'accordo, in modo che c'è chi si innamora e c'è chi invece proprio no, ma io proprio fai il più. No, infatti ci sta. Il fatto che Senti, anche... cosa ne pensi invece di una frase che ha detto ultimamente, un'affermazione che ha fatto Andrea Coipinti, insomma, grande distributore e via dicendo, che dice che in sostanza viviamo un periodo dove i cinepanettoni non esistono più perché ormai quel pubblico lì se li vede direttamente sulle piattaforme digitali. Quindi chi va a vedere il cinema lo fa per un prodotto di qualità molto autorale in qualche modo, per cui alla fine, ma per Wim Wenders è un regista della mia generazione, io quando sono andato a vedere il film ho visto la sala piena di ragazzi ed è una cosa che ti fa piacere. Capisci che è cambiato qualche cosa? Non ti sembra pure a te, Santi, che è cambiato qualcosa? Sì, tendenzialmente anche io ho avuto questa sensazione, che comunque ci sia uno spazio di attenzione maggiore per le opere per cui vale la pena muoversi praticamente, no? Certo. Cioè, perché io devo andare a vedere, questo tutto rispetto per le commedie che ne ho fatte, insomma, nella mia vita, poi te ne farò ancora, non è... Però c'è questa sensazione, come se il motivo che ti deve portare lì, quindi devi portarti fuori dalla tua routine, dalla tua abitudine, fuori anche dal divano con il mega schermo, magari pure con surround, tutto ormai veramente il suono che hai a casa è assurdo, quelle volte anche meglio di quello del cinema. Il motivo per cui ti devi andare a muovere adesso è un motivo molto forte, in qualche modo deve essere un motivo che o perché
ami magari un regista, oppure quell'opera ti ha incuriosito dal trailer, oppure c'è l'altro meccanismo che devo dire che sta funzionando tanto, quello del passaparola, perché Sì. in questo momento questo meccanismo, oltre a quello tradizionale della promozione, smuove masse, e sta succedendo sempre di più, eh. Anche con Poor Things, con Povere Creature, insomma, è successo perché è appunto divisivo, però insomma la voce si è sparsa, c'è chi si è innamorato di questo film, insomma le sale piene. Con gli ultimi film che ho detto, ma anche con C'è ancora domani di Paolo Cortellesi. Io mi ricordo, ho visto il film, che era appena uscito, e comunque la sala c'ha già un buon numero di persone, no? E io ho apprezzato veramente il film, mi è piaciuto assolutamente, però ho percepito poi nell'aria questa cosa di che si stava smuovendo qualcosa, c'è un applauso naturale alla fine del film, che non è che capita sempre nelle sale del cinema. Poi No. immaginiamo che veniamo da un periodo, diciamo, in cui il cinema l'abbia stato proprio deserto, no? Hanno chiuso tantissime sale, anche importanti, quindi sale storiche. E invece lì si respirava già questa cosa, che come se nell'aria ci fosse, capito, quest'aria di ok, questa voglia, non so spiegarvelo. Alcuni film fanno anche la differenza, e quello devo dire ha avuto questa forza di portare persone. Devo dire anche con l'ultima notte di amore, di cui ho avuto la fortuna di fare la musica, e l'ho visto in sala anche così da spettatore puro, non visioni, diciamo, organizzate, proprio spettatore puro. E anche lì le persone erano entusiaste, vedevi questa energia, no? Quindi la voglia anche di condividere, che tu quando esci Bravo, la condivisione Esatto, che ci è esatto, che tu mancata quando... tantissimo. Esatto, perché tu quando esci dalla sala, alla fine in qualche modo è come se avessi visto uno spettacolo unico, non ve lo so spiegare adesso qual è il punto, no, forse con le parole è anche difficile. E questa cosa la vuoi dire, lo sai cosa ho visto ieri? Sì. Sono andato al cinema e ho visto, ma bellissimo, ci devi andare al cinema, proprio devi andarla a vedere. Vogliamo dire che è un po' come una volta succedeva con i dischi quando uscivano. Esatto. La condivisione, quella roba lì. E poi andavi a casa e te lo ascoltavi con gli amici. Ma poi andavi magari a casa di quello che c'aveva l'impianto più pazzesco, perché ovviamente sai l'ascolto, sai, e comunque c'erano gli impianti che oggi, cioè, non che ce li sogniamo, comunque in ogni casa c'era comunque un impianto vario, insomma, in cui l'ascolto comunque non era una cosa banale. Poi c'era chi aveva magari più mezzi, si poteva permettere l'impianto più, e magari andava a tutte le case di quello che magari era quello che si comprava anche più dischi, tra l'altro, perché avendo più possibilità, quindi esatto. L'hai sentito l'ultimo di Peter Gabriel, I.O.? No, lo devo recuperare, mi hanno parlato meravigliosamente, lo devo recuperare assolutamente. Mi avete fatto venire in mente che con questa sorta di rimembranza che mia figlia, che un po' di Natali fa mi chiese di regalarle il giradischi, e alcuni dei cantanti o gruppi che lei ascolta escono solamente in vinile, quindi era quasi obbligata, ma si riunisce con le amiche per ascoltare i vinili. Olivia Rodrigo, gli Arctic Monkeys, ora hanno riscoperto Queen, CDC, ovviamente poi c'è il momento anche Coldplay, però si riuniscono e passano interi pomeriggi ad ascoltarsi il vinile, e poi da lì nascono tutte le discussioni. Quindi ho detto, questa cosa mi ha rinfrancato. C'è speranza. C'è speranza. Ragazzi, ma dall'ascolto comune nascevano anche le band, nel senso che e tu di band ne sai anche perché le hai frequentate, non solo dal punto di vista personale, l'altra vita, esatto. Carmen Consoli, e vabbè, cioè no, infatti io devo dire mi reputo fortunato, perché ho fatto, cioè è come se comunque avessi realizzato i sogni che man mano, perché mai il sogno era quello inizialmente esibirsi su grandi palchi così come chitarrista, e quello comunque ci sono arrivato. Man mano se ne cominciava a configurare, capito, un altro che era questo delle colonne sonore, perché ho sempre amato il cinema proprio da ragazzo, nel senso era tutti insomma i cineclub, insomma io mi piaceva tantissimo andare al cinema, quindi sposare le due cose devo dire è un altro sogno che quindi mi reputo che insomma che piano piano si è realizzato, quindi mi reputo assolutamente fortunato, proprio fortunatissimo. Io ero per forza curioso di una cosa, vai, spara. Vabbè, ragazzi. Allora, intanto Santi Pulvirenti è quello là sulla sinistra dello schermo. Non è Blanca. Non è Blanca. Ha vinto il nostro grandissimo premio Musa Critica Cinemusicale per L'ultima notte di amore di Santi Pulvirenti. Onorato. Assolutamente onorato. Noi siamo stati strafelici, anche perché diciamo che c'era un gran parterre la giuria di qualità, veramente di qualità, lo possiamo benissimo dire. È ancora più onorato, quindi insomma. Diciamo, ci ricolleghiamo a quello che dicevi poc'anzi, che io ho visto il film in sala, non in anteprima stampa, mi sono riservato di vederlo con un gruppo di amici amanti del poliziesco,
e poi con una parte di questi col quale eravamo stati sul set, perché poi io con l'agenzia casting, l'Avantgarde, abbiamo fatto alcune giornate sul set, su tutta la famosa mitica scena del tunnel in autostrada. Questo non lo sapevo, quindi è stato sul set. Pensa, io non ci sono riuscito ad andare. Sì, mi sono fatto un po' di nottate, mi sono fatto. Con, perché là, le nottate erano proprio nottate quelle vere. Nottate proprio 3 mesi di notti ininterrotte, ma bellissimo, devo dire che lì... E la cosa bella è che nel mormorio della sala e poi all'uscita dalla fine del film, la cosa che tutti commentavano era: ma guarda che musiche, come quelle di una volta quando andavamo a vedere i polizieschi al cinema e ci rimaneva impressa soprattutto quella, capito? Wow. Io questa cosa mi sono inorgoglito per te, sappilo. Grazie. No, ma io sono felicissimo. Se è arrivato a questo, no, guarda, cioè, il pubblico, alla fine il pubblico vince, quindi è quello, è quello che la percezione che ha in sala, quello che dicevamo prima. E in quel film, devo dire, il film, io insomma sono felicissimo di questa collaborazione con Andrea Di Stefano, che insomma stimo tantissimo. Amo tantissimo questo film, ovviamente, come è evidente, e mi sono veramente divertito a farlo, mi sono proprio veramente divertito, uno scambio meraviglioso, quindi... E devo dire anche, fortunatamente, come stavi dicendo precedentemente, molti consensi, ma tantissimi messaggi spontanei, cioè la cosa bella è questa, a parte poi i riconoscimenti di cui insomma ringrazio ovviamente chi è che ha scelto insomma me per il riconoscimento, però in generale è veramente dei messaggi spontanei, così dal nulla, no? Quindi dalla Francia, dalla Germania, insomma dei messaggi da tutta Europa, dall'Italia ovviamente. A proposito, è stato distribuito molto all'estero il film? Guarda, soprattutto in Francia e poi anche negli altri paesi europei, quindi ho scritto persone anche diciamo del centro Europa, non so in Inghilterra, in Francia si è stato assolutamente distribuito. Sì, perché poi è noir, e tra l'altro le recensioni... più che altro, come lo chiamano i francesi. Sì, esatto, ho fatto anche dei festival francesi, tra l'altro le recensioni in Francia erano veramente incredibili, e devo dire, con mio grande piacere, c'erano delle recensioni fortissime sulla colonna, che non è una cosa che succede sempre, nel senso che sai, uno fa tante cose, tanti film, poi ci sono quegli episodi filmici, devo dire che qui la musica ha anche un certo spazio, fortunatamente, anche, sia di tempo, ma di importanza, sai, comunque era come dire, una sinergia d'intesa, insomma, con il regista. Stai ascoltandola, no? Ascoltandola la prima volta, io mi ricordo, infatti ti mandai un messaggio dicendo: ammazza che roba che ha fatto. Sì, mi ricordo, grazie. Nel senso, perché io credo che di colonne sonore se ne fanno tante, sì, e altre anche, e molte ben fatte, altre, diciamo così, normali nella media, ma questa è una colonna sonora che ha un carattere. Cioè, nel senso, quello che ti colpisce è il carattere. Poi può piacere il film, non fondamentalmente è piaciuto un po' a tutti, sì. Ma la colonna sonora certamente non passa inosservata, che è la cosa peggiore, secondo me, che può fare una colonna sonora. Io, ad esempio, non ci credo a quelli che dicono la musica originale è giusta quando neanche la senti. L'ha detto qualcuno di grosso questo, Sono personalmente d'accordo. Guarda, non so dipende poi qual era l'intento di questa affermazione, perché neanche la senti può significare tante cose, nel senso che è così integrata, nel senso così come se fosse un attore del film, che comunque se lo intendi in quel senso sono d'accordo. Che non si senta, poi sai, poi dipende anche molto dai progetti, che non si senta, allora diciamo c'è un'affermazione un po' generica, non lo so. È un po' come il discorso sulla musica funzionale, no? Nel senso, dipende, se la musica è funzionale nel senso nobile del termine, è giusto. Funziona. Se la musica è funzionale, quindi ornamentale e basta, e invece secondo me è sbagliato. E forse in questo senso quello che dici, Santi, è giusto, dipende da come si dice in una determinata frase. Esatto, il significato, esatto, quello che vuoi dire. Però la musica deve funzionare al di là, cioè deve essere una musica figa, bella, insomma, al di là del... che sia anche minimale, che sia quasi di sound design, quello che vuoi, però deve avere, cioè, è bello quando ascolti una cosa che insomma ha senso anche senza l'opera cinematografica, no? Io preferisco scrivere dei brani, non una cosa di 40 secondi solo per la scena. Poi la taglio, la adeguo, la modifico, però io di solito scrivo dei brani che hanno un senso di esistere, ma anche come ho fatto, insomma, penso in tutta la mia vita musicale.
approccio morriconiano massimo, secondo me. Ma sai, più che morriconiano, che ci starebbe, ma magari no, ma poi chi è che disse la stessa cosa che ha testé raccontato Santi? Franco Persanti disse che quando lui approccia poi sia che sia un film che è una serie TV, che è una fiction, Franco lui scrive proprio il tema, scrive la melodia, comunque scrive la struttura, poi taglia, adatta, però lui comunque deve avere sempre tutto, ed è ancora più complicato tra l'altro che fare invece quel lavorio lì di prendere il pezzettino. Santi, ti stiamo dando non so se è più complicato del Santiano. Il morriconiano e il Santiano contemporaneamente, quindi c'hai il tuo peso. Però guarda che grande responsabilità. E questo l'ho sempre denotato in Santi, anche quando poi lui, in accoppiata con Tommy Caputo, si applica... Tommy, compagno di avventure. L'altro siciliano, giustamente, che cosa gli vuoi dire? Due siciliani insieme... No, Tommy è campano. Tommy è campano. Si offende. Scusate, rifacciamo. Quando si accoppia con Tommy Caputo, campano, comunque parliamo sempre di meridionali, nell'approccio anche nelle fiction, io sono un fan delle indagini di Lolita Lo Bosco, quindi però ho notato che anche lì c'è una tipologia di uso della musica non per nulla scontata e non tipica della fiction italiana, quindi questa cosa qui, e si capisce che lì dietro c'è tutto un retropensiero di fatto proprio di come costruire i temi e poi come poi metterli sulle immagini. Questa cosa non è di tutti, devo essere sincero, ma non perché Santi lo ammiro dalla prima ora, ma perché effettivamente è così. Cioè, io Santi lo collezionerei. Lo collezionerei, sembra già capito post mortem. Aspetta un attimo. Senti, ma io ti devo chiedere questa cosa qua. Ma la sequenza iniziale dell'Ultima notte di amore, che è un capolavoro, quella che tutti pensavamo fosse un drone, in realtà è girato con un elicottero, come si girava tanti anni fa. Infatti dovevo andare a sistemare la mia recensione perché scrissi un drone, ma in realtà è un elicottero. Quella lì tu l'avevi scritta prima della... Quindi è come se lui l'avesse montata sulla tua musica. Non è solo montata, siccome credo che lui ha proprio girato con la musica, lui si è portato praticamente la musica in elicottero, c'aveva le cuffie in elicottero, il pilota guidava, cioè il camera, insomma l'operatore di camera, e gli dava indicazioni al pilota, tipo se c'era un cambio musicale magari entrava il tema così, adesso gira così. E infatti non è mai cambiata sta cosa, è rimasta sempre così fin dall'inizio, perché lui l'ha girata con la musica sotto, anche perché quella è tutta musica, quella scena lì, cioè non c'è neanche un suono, quindi è solo musica e immagini, esatto, musica e immagini, quindi l'ha girata praticamente semplicemente a tempo di musica praticamente, quindi tanto, voglio dire in elicottero è tanta roba. No, aspetta, voglio dirti che questa cosa mi ricorda un aneddoto che mi raccontò Storaro quando sono andato una volta a cena con lui, che mi diceva che su Apocalypse Now la scena del bombardamento sull'isola col napalm, dove c'è la cavalcata delle Valchirie di Wagner, Coppola pretese che fosse ascoltata sul set mentre giravano le scene, e tutte le camere si spostavano in sostanza al ritmo wagneriano, per dire. Quindi ecco, anche in questo senso, Santi, hai Wagner. Ragazzi, poi tra l'altro Coppola stiamo facendo proprio esempi. E tu sei il valchirio della nuova colonna sonora, capito? Mazza. No, ma sapete che questa cosa... una domanda a Santi, perché purtroppo dobbiamo fare la predomanda finale e poi il massimo di fare la domanda finale. Addetti ai lavori, io le voci che sento in giro, c'è quella colonna sonora, c'è quel film, chi la fa? La fa Santi e Tommy. Poi c'è un'altra, ma pure quella la fa Santi. Mi sa che tu c'hai un periodo piuttosto intenso dal punto di vista lavorativo, che è sempre bello per un compositore. Ci racconti la sinossi di quello che ti sta succedendo in qualche modo per quanto riguarda i futuri lavori, intendo dire. Sì, diciamo, no, sto lavorando ho lavorato su tanti fronti, insomma, nel corso, diciamo, degli ultimi mesi, tra cui anche la nuova stagione delle indagini di Lolita Lo Bosco, poi una serie Groenlandia con Sidney Sibilia e altri Francesco e Basta, Alice Filippi come regia, che racconta la storia di 883, che è
Ha preso il filone ormai Sidney Sibilia con gli anni 80. No, ma allora devo dire che è scritta molto bene, è molto figa, molto divertente, perché è la storia di due ragazzi di provincia come me, nel senso che comunque coltivano un sogno, cioè è quella la chiave di lettura, non è una cosa, insomma, del resto come il libro da cui è tratto non è una cosa autocelebrativa, assolutamente no. Poi una serie Netflix sulla storia dell'idea del linea tattilo, che sta partendo insomma adesso, è molto molto bella, anche quella scritta molto bene. La Delia Tattilo è un personaggio assurdo, che era l'editrice di Playman negli anni 70. Racconta un periodo, però racconta anche le dinamiche, sai, una donna che si trova a un certo punto tutto insomma sulle sue spalle, devo dire molto molto figa. E poi altri progetti che stanno insomma in valutazione, insomma tante cose in realtà del Calderone, non mi metto a dire tutto perché sono però ci sono tante cose, insomma. Una cosa te la devo chiedere, poi ti faccio il domandone finale. Sì. Ma in questo film di Sibilia sugli 883 si sa che fine fa il Repetto poi? Quella è una delle storie più assurde. Sì, è molto molto intrigante questa cosa, devo dire. Sì, questa è una cosa che anche tutt'oggi i fan, io sono andato a vedere non so quante volte gli 883 in concerto. Lo vede la serie così, insomma. Infatti ma del resto racconta poi in realtà è autobiografica, quindi racconta effettivamente un po' le dinamiche. Esprima la tua grande passione, che è una cosa fondamentale. Su quello non potrei fare altro, ho capito. Da catanese a catanese, cosa ti dovevo dire, giusto? Esatto, senti, domandone finale, poi magari se c'è il mio collega che vuole dirti qualche cosa in più. Noi siamo collegati alle radio. Sì, posso dire che nel backstage, prima solo adesso è uscita fuori questa Catania, ma nel backstage era tutta un Picciotti, minchia, Picciotti. Era tutto, e tu pensa che con Santi non ci siamo mai visti de viso, personalmente, come in Montalbano. E non vedo l'ora, un giorno dovrà per forza capitare, però è come quella sintonia tipica dei terroni che non c'è. Andiamo da Marco che mi ha confidato adesso un grande produttore di Mirto, lo posso dire? Dirlo pure, Mirto Zappiano. Zappiano che produce, quindi se volete testoni, oltre a fare Soundtrack City fa anche il Mirto, quindi se volete... È quello che mi dà da vivere poi in realtà. Esatto. E allora domandone al nostro caro Santi Pulvirente, a cui facciamo nuovamente, questa volta in viva voce e qui online, i complimenti per il premio Musa Cinecritica Musicale, Critica Cine Musicale, scusate, e per l'ultima notte di amore. Quindi domandona, una canzone legata, una canzone originale scritta per un film, ma anche per una serie TV, se vuoi. Vogliamo fare questa cosa, no? Una cosa diversa, una sua canzone che ci ha lavorato in qualche modo. La mia canzone no. Sì, hai lavorato con Carmen Consoli, con Gazzè, cioè lavorato con Fiore, o canzoni dove magari hai suonato, non tua, ma magari hai suonato all'epoca alla tua precedente vita. Canzoni che ho suonato, sì, ci sono delle canzoni assolutamente. E dicene una che ti ha divertito. Allora, ovviamente Bella Cura, ho avuto la fortuna di suonare anche quella di Battiato, è stata un'emozione incredibile. Cioè, vuoi stare sul palco con lui, e con lui abbiamo suonato pure De André. Ah sì? Amore che viene, amore che va. No, quando c'è il periodo di Fleurs, l'album delle cover, mamma mia, ragazzi. Cioè. Ma hai suonato anche discograficamente o solo? No, discograficamente con Battiato mai, no, non è capitato questo. Però è capitato, diciamo, che con Camere ogni tanto ci incrociavamo con Franco, che veramente che manca tanto a tutti, perché insomma. Okay. Tutti i catanesi, non si muove dal Patti Smith. No. E comunque io l'ho detto la precedente volta che ci siamo visti, io l'ho detto, a Catania ci deve essere qualche cosa dal punto di vista musicale. C'è il vulcano, ragazzi. C'è il vulcano. Tu dicesti infatti che c'era il vulcano. E noi siamo in mezzo, tra montagna, vulcano, perché entrambe le cose, e mare. Quindi è una posizione. No, ma considerato anche Napoli, voglio dire, quello che è nell'ambito della musica, la musica napoletana in piano nazionale, questa storia dei vulcani. E niente, io ti auguro tutto il meglio per tutto quello che stai facendo, e poi quando vieni a Roma hai il tuo Mirto sicuramente. No, quello ho già prenotato, tu lo sai, quindi altro che targa, il Mirto vuole che targa, esatto. Se poi ce la vuoi mettere sopra la targhetta col premio sul Mirto.
effettivamente come idea non è male. Massimo, come non facciamo una targa? Ai vincitori regaliamo il Mirko. Lo vedi che da cazzeggio nascono le idee, visto? Vedi. Geniale, ragazzi. Santi diremo che l'idea è stata di Santi. Originale, secondo me, infatti, sta cosa prenderà piede alla grande. Al mondo per un concorso di musica applicata alle immagini, di fatto proprio fisicamente. Sì, e poi capito, finisce il mito, ti conservi la bottiglia, la metti, capito, lì insieme alle altre taglie. Però una è una bottiglia, che secondo me è meraviglioso. Giuro che vado a chiedere lo sponsor a Zedda e Piras. Va bene, senti, grazie, ci siamo divertiti come al solito, quindi sempre grazie. Sempre un piacere parlare con te. Ciao a tutti, Massimo, ciao Santi, grazie. Ciao.